Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, sono il maestro Fida Nicolo Napoli. Anche quest'oggi ho il piacere di mostrarvi una partita che ho trovato particolarmente interessante. L'aggettivo di oggi direi spettacolare. Siamo in Catalunya, Festival Internazionale Città di Sitges, una piccola località vicino a Barcellona. Con il bianco abbiamo il grande maestro francese Jules Mussard con ben 2626 punti e da nero il maestro internazionale spagnolo Per Garriga. La partita è iniziata così, quindi è 4C5, siamo in una siciliana, cavallo F3 la mossa è più comune, D6, D4, catturo. Non mi soffermo molto su queste mosse, le trovate anche in altre partite che io ho commentato. Comunque questa è una delle posizioni principali della difesa siciliana. Cavallo F6 è una mossa abbastanza logica. Qual è l'idea? L'idea è attaccare immediatamente il pedone centrale per rendere un po' più complicato lo sviluppo del mio avversario. In che senso complicato? Diciamo che quando io attacco questo pedone probabilmente da bianco giocherò questa mossa per difenderlo. Per quale motivo? Io potrei difendere questo pedone anche con l'alfiere, però il problema è che questo alfiere potrebbe avere case più ambiziose dove essere sviluppato, tipo andare su questa diagonale, che non fa mai male perché punta e controlla una casa avversaria vicino al re avversario. Potrei anche difendere con F3. Però ricordate che muovere il pedone F, soprattutto in apertura, soprattutto all'inizio, potrebbe essere controproducente qualora il nostro avversario riesca ad attaccare ed aprire degli spazi contro il re. Quando io muovo F3, chiaramente si indebolisce questa diagonale. Quale potrebbe essere un modo da bianco per essere attaccati? Quindi il nero magari potrebbe inventarsi una sequenza di mosse del genere che vi consiglio di approfondire, che potrebbe essere questa. Io attacco il cavallo, questo cavallo dovrà andare via, probabilmente lo spostiamo qui per non intralciare lo sviluppo dell'alfiere, ma a questo punto io sposto il mio cavallo. Perché sposto il cavallo? Non tanto perché ho ambizione di saltare qua, ma perché voglio aprire la diagonale alla regina. E chiaramente riuscire a portare una regina in H4 sarebbe una situazione molto fastidiosa da ricevere. Immaginiamo una mossa qualunque come cavallo C3, arriva la regina in H4, e dicevo prima che è una mossa molto spiacevole da ricevere perché non funziona questa difesa. Per quale motivo? Il pedone è vero che chiude la diagonale della regina nera che attacca il mio re, ma se io catturo, questo pedone lo consideriamo inchiodato, dietro il quale c'è una torre che non è difesa da nessuno, e quindi se io catturo il cavallo, il mio avversario semplicemente cattura la torre. Quindi già questa potrebbe essere un seguito difficile da gestire. È chiaro che quando io attacco il cavallo centrale, questo cavallo si sposta, e se faccio queste mosse il mio avversario potrebbe avere anche altre possibili continuazioni. Ad esempio alfiere 3 in parte diciamo che annulla questa minaccia, perché se gioco G3 il nero cattura, a questo punto mi difendo con questa mossa abbastanza furba, perché è vero che il pedone H è inchiodato, però io attacco un cavallo che a sua volta è inchiodato, e allora significa che dopo questo scacco non potrò catturare in G3, ma dovrò andare via. Ci sono dei benefici per quello che ho fatto? Probabilmente questa è una posizione interessante, perché aver fatto muovere tanti pedoni al mio avversario potrebbe in futuro aiutare la strategia del nero. Solitamente il nero, quando il bianco si sbilancia sul lato della scacchiera, quindi in questo caso il lato di re, dovrebbe cercare una reazione immediata al centro, e allora vi dico che sicuramente è possibile anche una manovra del genere. Io magari da bianco completo lo sviluppo, arrocco, e a questo punto una rottura al centro con D5 vi dico che è comunque considerata una mossa abbastanza interessante. Quindi l'attacco laterale corrisponde all'attacco al centro. Se il mio avversario è in ritardo di sviluppo o comunque ha mosso, o sono stato io bravo a costringere a muovere tanti pedoni soprattutto in apertura, la reazione centrale è sempre quella più forte. Quindi tornando alla posizione iniziale, in realtà anche qui già siamo in grado di reagire al centro con D5. Vi dirò, probabilmente questa è una mossa abbastanza sicura, facile da giocare, perché dopo tutti i possibili cambi ci ritroviamo in una situazione dove il bianco è comunque debole su questa diagonale nera. Vuol dire che qualora in futuro riesca ad arroccare avrà sempre dei problemi su questa diagonale, dovrà sempre tenere sotto controllo un possibile salto di alfiere. Chiaramente la partita è tutta da giocare, però dopo poche mosse il bianco si ritrova con i pezzi limitati nelle prime 3 traverse, mentre il nero si trova con un fortissimo cavallo al centro pronto a creare delle minacce seppure immediate
e magari è facile tenere sotto controllo questo salto in B4 che vuole minacciare il doppio, però il bianco è un gioco molto più semplice. Tornando alla posizione della partita, quindi cavallo F6 ha semplicemente quest'idea. Dovete sapere che nella siciliana, se il bianco riuscisse a giocare il pedone in C4, solitamente ottiene sempre un gioco molto solido ma anche molto facile da gestire. Per quale motivo? Ogni apertura ha le sue idee. Nella siciliana l'obiettivo del nero è sempre quello di rompere al centro, quindi di spingere un pedone in D5 nelle condizioni ideali. La condizione ideale è sempre spingere in D5 quando abbiamo tanti pezzi che sostengono quell'avanzata. Questo vuol dire che se il bianco magari giocasse C4, la spinta in D5 sarà molto difficile da realizzare e anche la strategia dell'apertura sarà molto difficile da essere messa in pratica. Quindi cavallo F6, cavallo C3, A6, alfiere D3, quindi qui siamo in piena teoria. Nel momento in cui il mio avversario gioca G6 sicuramente vorrà fare alfiere G7, allora lì staremo giocando la variante del dragone, dove chiaramente ci sono delle differenze. Allora, quando il nero gioca G6 alfiere G7, questa qui prende il nome di variante del dragone della siciliana. Qual è la linea più comune? Che questa alfiere si trova in C4, probabilmente l'alfiere è andata in C4 perché dopo A6 il bianco non vuole che il nero riesca a fare rapidamente B5 dando fastidio all'alfiere e poi successivamente magari B4 dando fastidio al cavallo difensore del pedone centrale. Ok, adesso in questo momento ho messo così tanti colori che le idee potrebbero essere molto chiare, oppure no. Questo me lo direte voi nei commenti. La partita continua, quindi F3, mossa abbastanza solida, alfiere G7, alfiere 3, cavallo C6, regina D2, arrocco, arrocco. E entrambi siamo riusciti a mettere al sicuro, però si è creata quella tipica situazione in cui abbiamo due arrocchi contrapposti. Questa situazione prende il nome anche di arrocchi eterogenei e la strategia è molto facile. Il primo giocatore che riesce ad attaccare l'avversario con i propri pedoni solitamente riesce a ottenere un vantaggio, quindi senza pensare molto direi che da bianco il piano migliore è cercare di avanzare il pedone H e il pedone G, e nell'ordine sempre meglio prima G4 per impedire che dopo H4 lui possa reagire con H5. Quindi da bianco devo avanzare il pedone H e il pedone G, mentre da nero dovrei cercare di prendere spazio magari col pedone A e col pedone B. Un'altra mossa tipica della siciliana, dicevamo che il nero, quando ha la possibilità di sostenere la spinta in D5 con dei pezzi, dovrebbe senz'altro fare questa spinta. Infatti in questo caso il nero ha proprio deciso di spingere in D5 e dopo dei possibili cambi la situazione che si ottiene è questa, che direi che è una situazione abbastanza comoda da giocare, anche perché poi si ritrova con una regina al centro abbastanza forte pronta ad attaccare all'arrocco lungo del bianco. Chiaramente dopo D5 il bianco non ha deciso di rientrare in quella variante, ma ha cambiato prima il cavallo in C6 per poi giocare una mossa aggressiva come alfiere H6. Il mio avversario ha messo l'alfiere in fianchetto, quindi sulla diagonale più lunga. Ciò che devo fare è cercare di cambiarlo, eliminarlo il prima possibile, quindi alfiere H6 ha senz'altro questa idea. Regina 5, ho tolto l'alfiere migliore del mio avversario e qui da bianco è stata giocata una mossa molto interessante, B3. Qual è l'idea? L'idea è rafforzare la propria difesa occupando la casa B2 che è rimasta libera con il re, in modo che il re, diciamo, resti difeso dai propri pedoni e controlli tutti i possibili ingressi da parte dell'avversario. In partita hanno continuato con pedone per E4, alfiere per E4 e qui il nero è stato, diciamo, affascinato dal tentativo di guadagnare un pedone. Qual è il pedone che si potrebbe cercare di attaccare? Questo pedonino 2 che in questo momento è difeso soltanto dal cavallo, quindi il nero ha deciso di catturare al centro. Per quale motivo? Perché sicuramente ha considerato la cattura di pedone come miglior mossa e a questo punto la struttura pedonale è un po' alterata per entrambi. Diciamo che è un po' tutto da giocare. Il bianco, se riesce a mettere il re in B2, probabilmente è un lato di re, cioè un lato dove si trova il suo re molto più solido di quello del nero, perché il nero adesso deve ritrovarsi di fronte all'avanzata dei pedoni H e G. Però c'è una mossa ancora più furba e anche più bella, la cattura di cavallo. Quindi il nero ha catturato questo pedone e probabilmente ha considerato: ok, il mio avversario ha sbagliato qualcosa, forse mi ha sacrificato un pedone perché vuole coordinare regina e cavallo rapidamente magari contro il mio lato di re, oppure
ha fiducia che l'avanzata del pedone H porterà a qualcosa. E invece no, è tutto molto più semplice perché il bianco punta adesso a intrappolare la regina nera. Scacco a re, questo re si deve spostare o comunque difendere con F6, che è poi la mossa della partita, e qui è stata fatta una mossa che definirei affascinante, spettacolare, curiosa e anche difficile da trovare, perché il bianco ha deciso di spostare il proprio re con un'idea molto furba e molto bella, che è la semplice torre a 1. Torre a 1 intrappola la regina nera. E un tentativo di fuga da parte del nero muovendo la regina comunque sia non salva nulla, perché la torre arriva in A1, il cavallo si trova al centro controllando le possibili vie di fuga e questa regina risulta essere in trappola. Quindi dopo re D2 è stata giocata torre D8 scacco, il re si è spostato ancora in una casella molto strana perché il re è andato in E3 quasi al centro della scacchiera, ma ciò non toglie che la strategia del bianco è esattamente la stessa di prima. Quindi nel momento in cui è arrivata la torre A1, la regina nera è rimasta in trappola, e una volta intrappolata la regina, il bianco ha deciso di arrendersi riconoscendo la sconfitta. Questa trappola che si crea alla regina avversaria sul nostro arrocco lungo è molto interessante e molto affascinante, perché dovete anche pensare che quando catturiamo i pedoni avversari del nostro arrocco, o meglio, quando il nostro avversario cattura i nostri pedoni dell'arrocco, spesso ci possono essere delle trappole su quei pezzi che si trovano ai lati della scacchiera. Spero che questa partita vi sia piaciuta e appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!